Questi sono i problemi. Speriamo che vada tutto bene. Ma quanto è bella la vita, anche solo per un momento, dice il Carboni Nazionale. E me ne sto sul ponte più bello del mondo, quello dove sono nato, di zona mia. C'è l'Olimpico Stadio in sottofondo e ci sta il Tevere non alto, non straripato, perché non ci si deve fermare solamente quando è straripato e ha sventrato i campi di quelli che poracci non possono più lavorare. E passa un autobus, l'MLM, vuoto perché sta in manutenzione e me ne sto andando a lavorare. E questo è il momento di quanto è bella la vita, è sto momento. Leviamo la spazzatura, alleniamoci a non dire solo che sfiga, sai che mi è successo e che palle e quell'altro è la crisi. Va bene, non pretendo o no fino un giorno, non si fa in un giorno. Sono 43 anni che rompiamo i coglioni con sta tarantella, ma alleniamoci anche a buttare la spazzatura, vuota il cestino, tanto tua moglie te ci manda tutti i giorni, vuotala pure un po' di qua, diamogli spazio, enfatizziamo anche sto momento, 1 minuto e 30 secondi a parlare con il telefonino, con il Tevere da vedere, con Ercoatto, l'amico meglio mio del mondo, a darmi energia, e lo Stadio Olimpico a rievocare ricordi, positivi, meno positivi, vittorie, sconfitte, e vado ad attaccare la vita, perché a lui l'ho capito, al bonaccione, questo è bonaccione, ogni tanto snazzica, ma mi ha detto in un orecchio, Aneno, che ne hai capito? Giochi bene o giochi male, sei alto o sei basso, sei magro o sei grasso, giochi sempre in nazionale, è bella per te, è bella per me, ma quanto è bella la vita, anche solo per un momento, sto momento, vado a giocarmi la partita, anche se ci sta un'aquila al cielo, che non è che mi piace tanto, bella per me, ma oggi è stupenda pure questa, viva la vita, bella per noi.